Benvenuto, do soltanto il benvenuto al nostro ospite di questa sera, il professor Raphael Dabdon, che ci aiuterà, e con l'aiuto anche di Rosanna Di Gaetano, a mettere un po' a fuoco alcuni contenuti, alcune tematiche connesse a quello che oggi abbiamo visto prima in azione. Io lo ringrazio davvero per essere in collegamento con noi e auguro a voi tutti un buon ascolto. Va bene. Grazie. Allora, oggi cioè, con un giorno di anticipo ricordiamo la giornata mondiale dedicata alla poesia. E prendo proprio tra le motivazioni di questa giornata, prendo una frase che mi è piaciuta molto, che è quella: promozione, una giornata mondiale della poesia che ha voluto adottare il primo giorno della primavera come il momento per affermare e condividere il potere del linguaggio poetico nella promozione del dialogo, della comprensione interculturale, della diversità linguistica, della comunicazione, della pace. Per cui proprio fa parte questo nelle motivazioni nel momento in cui è stata istituita questa giornata. Nell'ambito del patto di lettura che prima aveva accennato il direttore Melchiorre, come Associazione Cittadini per la Pace abbiamo proposto proprio il permesso, la possibilità di entrare nel mondo dello spoken word, cioè un modo di lettura della poesia in questo caso in una maniera diversa, più corale, più partecipata. E tramite proprio questa conoscenza dello spoken word si viene a conoscere varie sfaccettature delle varie culture delle varie parti del mondo. Oggi abbiamo iniziato a conoscere la poetica del femminile dell'Africa e abbiamo sentito delle poesie molto forti, molto coinvolgenti, proprio che riguardano poi tutti i sentimenti e le sensazioni delle donne africane, ma sono praticamente di tutte le donne di ogni parte del mondo. Poi dopo naturalmente Raphael mi correggerà, però indubbiamente soprattutto nell'ambito magari africano, sudafricano, quest'arte, la street art di cui fa parte lo spoken word, è un'arte abbastanza diffusa perché è un'arte libera, fuori da ogni schema, da ogni diciamo, collegamento anche con i poteri o le culture predominanti nella realtà. E per cui in effetti l'abbiamo visto anche oggi, e per cui abbiamo chiesto a Raphael Dabdon, che è un italiano, perché anche se il nome potrebbe diciamo trarci in inganno, è un italiano che ha scelto di vivere diciamo in Sudafrica. Non so, qui c'è la sua biografia che è molto lunga, per cui non sto qui a leggerla, ma è molto lunga, ma quella che viene in risalto che è proprio uno studioso di questa poetica, oltre ad essere anche lui un poeta. È uno scrittore e per cui è una persona diciamo poliedrica è interessantissima e conosce benissimo questo tipo di arte. La prima domanda che ti voglio fare, io ho detto che lo spoken word, per cui questa poesia di strada, ha un effetto dirompente soprattutto negli ambienti come possono essere quelli femminili africani, appunto perché libera. Allora volevo capire se ho fatto un'affermazione che è corretta o meno. E grazie soprattutto di questo tuo collegamento e di questa disponibilità a farci entrare in questo mondo che non è del tutto conosciuto. Insomma. Grazie. Grazie a te Rosa e grazie a tutti gli organizzatori e alla Biblioteca di Castelfranco Veneto per avermi invitato. È sempre un piacere parlare della mia grande passione, non solo come studioso, come hai detto tu, ma anche come praticante di questa poesia di strada. Sì, non ti correggo affatto, hai detto benissimo, parliamo di una poesia libera, svincolata del tutto proprio dai canali, diciamo, ufficiali della poesia, che viene non solo recitata e letta in spazi pubblici alternativi all'accademia o ai circoli letterari, ma spesso proprio in opposizione ad essi.
Come tu hai detto, in Sudafrica, ma non solo, questo lo dico per certo, anche nel resto del mondo, sono le donne le principali protagoniste di questo movimento culturale. Se poi guardiamo a Sudafrica in particolare, i motivi per cui sono le donne ad essere in prima linea in questo movimento politico, culturale, letterario sono innumerevoli, soprattutto per il fatto che sono, come dicevano anche durante l'apartheid, sono la spina dorsale della società sudafricana. Questo non è cambiato nel post-apartheid, nel periodo attuale, e come insomma spiegherò, come cercherò di illustrare dopo in questa mia presentazione, sono appunto le donne che hanno non solo contribuito a lanciare questa poesia, ma che ancora oggi la divulgano, la sviluppano e fanno in modo che venga accettata come uno dei movimenti culturali più importanti del paese. Farò esempi questa sera solo di poetesse sudafricane, proprio per sottolineare questo elemento caratteristico appunto di questo linguaggio poetico. E mi servirò anche di una presentazione, di uno slideshow, perché fa sempre bene, insomma, quando si parla di poesia, di questo tipo di poesia, soprattutto anche aiutarci con delle immagini. Ci sarà anche un breve video di una poetessa giovane sudafricana. Sì, diciamo che spero di aver risposto alla tua prima domanda. Quando vuoi posso iniziare con la presentazione oppure No, inizia pure. Sì, allora condividerò questo slideshow e lo commenterò ovviamente. Benissimo, allora la prima slide, questa, vorrei fare subito una distinzione, no? Chiarire proprio questa idea del concetto di poesia di strada, per come viene concepito, da quello che capisco io almeno in Italia, non essendo molto dentro al movimento italiano, ma mi sembra di capire che in Italia, quando si parla di poesia di strada, si parla di poesie murali, di graffiti. Per cui illustrerò qualche piccola similitudine, le differenze tra quello che si intende per poesia di strada in Italia e in Sudafrica. In comune hanno il fatto che entrambe mirano alla sovversione dello spazio urbano, no? Entrambi occupano spazi urbani con la poesia, sia in Italia che in Sudafrica. E entrambe sono frutto di una cultura che concepisce la strada stessa e le storie degli individui che popolano le strade, soprattutto delle periferie, come fonte di ispirazione. Ciò detto, mentre in Italia la poesia di strada si produce e si divulga sotto forma di graffiti, come vedete qui alla mia sinistra, ho scelto la poesia del mio amico Simone Mestroni di Udine. Come sentite dall'accento, io sono udinese, l'accento è peggiorato nel tempo pur vivendo all'estero. Simone è uno dei più affermati artisti di strada italiani che praticano questa poesia di strada, e qui vedete una serranda con una citazione da Sylvia Plath. Questo per quanto riguarda il caso italiano. In Sudafrica invece la poesia di strada si articola come poesia orale, ovvero parola parlata, letteralmente spoken word. E qui vedete una foto presa da una sessione di poesia organizzata da un collettivo che si chiama Black Labone e che organizza sessioni di questa poesia di spoken word in uno dei locali, in uno dei quartieri popolari di Pretoria. E qui vedete il sottoscritto sulla destra, su quello stesso palcoscenico, ok? Per cui due modi di concepire la poesia di strada in maniera differenti. Non dico che la spoken word non esista anche in Italia, assolutamente sì, il movimento è importante, ne parlerò anche dopo, però ecco, se parliamo proprio di terminologia, mi sembrava che ci fosse questa differenza fra i due contesti. Allora, cosa sono la spoken word poetry e la poesia di strada? Due concetti, soprattutto in Sudafrica, quasi sovrapponibili, no? La spoken word poetry è, in poche parole, poesia letta o recitata in luoghi pubblici. Questa è la mia definizione, molto essenziale, però vedo che è accettata, insomma, nella comunità scientifica come una delle definizioni più usate, ecco, nella letteratura scientifica, che, come dicevo, è nata in alternativa, se non in opposizione, ai circoli accademici o ai circoli letterali, diciamo, più esclusivi, alle varie parrocchiette che, come ben sapete, molto spesso si arrogano il diritto di decidere cosa è e cosa non è la poesia. Ed è una forma di poesia urbana, questo è molto importante sottolinearlo, ovvero che è caratteristica dei centri urbani, caratterizzata dall'uso dello slang,
e dall'uso di un linguaggio tradizionalmente utilizzato da persone oppresse o da gruppi minoritari, ovvero anche quella che si chiama la dizione di questa poesia. Non è certo una dizione elevata, colta, che va all'inseguimento appunto di questi circoli letterari esclusivi. Però prima di tornare sulla spoken word vorrei fare un piccolo passo indietro per almeno fare un minimo di contestualizzazione storica del Sudafrica, parlare brevissimamente di quello che fu l'apartheid e di quello che è il post-apartheid, legandoli ovviamente al discorso sulla poesia. Allora, questa prima slide parla di apartheid, Sudafrica apartheid, nazione arcobaleno e oltre. Durante l'apartheid, che fu un regime basato sul razzismo biologico che durò in Sudafrica dal 1948 al 1994, per cui per quasi 50 anni, i cittadini africani furono privati di ogni diritto politico e civile e furono segregati in città dormitorio chiamate township, che esistono ancora oggi e sono addirittura in espansione rispetto agli anni dell'apartheid, e venne ai neri concesso di lavorare nel Sudafrica dei bianchi, ma sempre e comunque in posizioni subalterne, no? Un regime che proprio si fondava su questa segregazione razziale. Credo di non dire niente di nuovo, ma almeno per capire anche da dove arriva, qual è il retroterra culturale e storico sul quale si appoggiano anche i poeti di oggi. I neri durante l'apartheid soffrirono la privazione della cittadinanza sudafricana, il divieto di contrarre matrimoni misti, il divieto di accesso alle città principali, il divieto di accesso alle scuole, alle università, alle strutture sanitarie e a quasi tutti gli spazi pubblici. Interessante notare come questo programma di segregazione capillare e di spoliazione sistematica dei diritti civili e politici trovò la sua manifestazione più aberrante nella istituzione del passaporto speciale interno chiamato Dompass, che i cittadini africani dovevano sempre portare con sé per potersi muovere all'interno del Sudafrica dei bianchi, senza il possesso del quale venivano multati o addirittura arrestati. Ed è doveroso ricordare anche come una delle forme di protesta più diffuse che contribuirono sicuramente all'indebolimento e quindi anche alla distruzione dell'apartheid fu proprio la distruzione dei pass che venivano bruciati in piazza, nei luoghi di lavoro e nelle scuole. Qui avete due immagini di due proteste popolari legate a questa imposizione che veniva fatta di questo passaporto speciale durante l'apartheid. Questa a sinistra invece è la foto molto più famosa, immagino, dell'omicidio di Hector Peterson, del famoso massacro di Soweto del 1976. Ma non ci fu solo il massacro di Soweto, uno dei 3 massacri, parlerò anche dell'altro, fu quello del 1960 di Sharpeville, dove 250 persone furono uccise dalla polizia proprio perché protestavano contro questo pass. E mi sembrava, visto che si parla di regimi liberticidi, mi sembrava doveroso dal mio punto di vista, parlando da qua, sottolineare questo parallelo storico preoccupante, devo dire, tra il Sudafrica dell'apartheid e quello che sta succedendo in Italia oggi. Per cui anche per un caso del destino, noi domani certo festeggiamo la giornata mondiale della poesia, ma in Sudafrica 21 marzo vuol dire anche strage di Sharpeville, proprio la strage perpetrata contro chi protestava contro il pass. Per cui è una celebrazione dolce e amara, triste allo stesso tempo e felice, quello che di domani, il giorno di domani in Sudafrica, perché appunto ricorda questa strage tremenda di Sharpeville. Parlerò poi della strage anche di Marikana, in riferimento al post-apartheid. La scrittrice americana di origine russa Ayn Rand dice: la più piccola minoranza del mondo è l'individuo e chiunque neghi i diritti dell'individuo non può sostenere di essere un difensore delle minoranze. Questo in riferimento all'uso di questi pass, ovunque siano. Dicevo, l'apartheid è durato fino al 1994. Nel 1994 è stato sostituito dalla democrazia, no? Dal regime democratico che tutt'oggi, per fortuna, esiste in Sudafrica, il simbolo del quale ovviamente tutti sanno è Nelson Mandela. Qui a sinistra vedete l'immagine di questa nazione arcobaleno, la Rainbow Nation, e di Mandela e de Klerk, che nel 1993, l'anno prima
emissione della Costituzione, furono anche insigniti del premio Nobel per la pace in maniera anche abbastanza controversa, proprio perché erano riusciti a traghettare il Sudafrica dentro la democrazia, no? E io su Mandela, il caso di Mandela è abbastanza singolare, perché Mandela in alcune sezioni del Sudafrica e nella larghissima parte del resto del mondo è visto come un personaggio immacolato, quasi come un santo, no? Questa è la narrazione che è stata imposta, devo dire, soprattutto in Italia, anche da molti accademici, no? Legata appunto a questa della nazione arcobaleno. In Sudafrica appunto esiste questa, da un lato chi lo considera appunto un grande personaggio, no? Un grande liberatore, ma c'è anche una fascia, soprattutto tra i giovani di popolazione, che invece lo vede come un grande traditore, come uno che ha venduto il Sudafrica ai poteri stranieri. Ora, io personalmente mi trovo, ho in realtà formulato proprio una terza via che è stata accettata da diversi, anche in ambito accademico, ne ha parlato Russell Kashula, uno degli studiosi più importanti di Sudafrica, di poesia sudafricana. Casomai, se abbiamo tempo, leggerò questa mia poesia su Mandela, che non accetta nessuna di queste due posizioni. Ed è inserita in questa mia raccolta, che è uscita proprio in questi giorni, con la casa editrice Besa del Salento, Leccese. È una mia raccolta delle mie poesie degli ultimi 10 anni, in versione bilingue italiano-inglese. Mi pare che mi abbia detto la vostra bibliotecaria che dovrebbe avere una copia in biblioteca da voi, dove state ospitando l'evento. Per cui, ecco, la Rainbow Nation, come dicevo, la nazione arcobaleno che era stata romanticamente descritta come un paese, no, che si avviava a un futuro radioso. In realtà poi Sudafrica, se andiamo a ben vedere, oggi è la società con il più ampio divario tra ricchi e poveri nel mondo, una società polarizzata tra ricchi e poveri. Questo lo scrive bene il professor Pietro Basso in un volume che ho pubblicato io nel 2015, dove analizza proprio questa trasformazione del Sudafrica dall'apartheid in una democrazia neoliberale compiuta. Comunque questi sono discorsi che insomma magari potremo fare dopo nell'ambito nello spazio che avremo per le domande e le risposte. Per cui post-apartheid 1994, cosa succede nel post-apartheid? Il post-apartheid finisce, o almeno questa narrazione della nazione arcobaleno finisce ufficialmente nel 2012 con il massacro di Marikana, no? Qui vedete un volume che ho curato io sia in inglese che in italiano, che parla appunto di questo massacro di minatori avvenuto il 16 agosto del 2012, dove 44 minatori furono uccisi a sangue freddo dalla polizia perché stavano protestando per avere un aumento del salario. E lì di fatto per me si è chiusa proprio questo mito della nazione arcobaleno. Io sono stato il primo a pubblicare una poesia sull'eccidio dei minatori, che è stata pubblicata in un quotidiano palestinese che si chiama The Palestine Chronicle, e da lì poi diversi poeti hanno risposto pubblicandone altre, se non che io ho detto perché non mettiamo assieme un volume che testimoni la voce dei poeti rispetto a questo massacro, che è stato un evento proprio spartiacque. E qui abbiamo appunto pubblicato questo volume in inglese, in Sudafrica Americana Moment in Time, che poi l'editore Aviani Aviani ha gentilmente voluto tradurre in italiano con il titolo Marikana, il Sudafrica alla fine del sogno arcobaleno. Fu fatto anche col sostegno dell'associazione Time for Africa di Udine. Per cui, ecco, questo è un po' il retroterra storico-culturale sulla quale si inserisce questa poesia dei giovani sudafricani, con 1000 altri problemi di cui magari discuteremo altro, soprattutto se guardiamo alle donne, come abbiamo detto prima. Lo spoken word, questa poesia orale, questa poesia di strada, quali origini ha? Perché andremo a vedere come questa poesia di strada ovviamente non nasce nel vuoto, ma è l'amalgama di diverse tradizioni, sia antiche che contemporanee, che hanno tutte in comune il fatto di focalizzarsi sull'oralità, sulla natura e le origini e la specificità orale della poesia. Questo poi
non è una specificità sudafricana. Chi conosce la poesia sa benissimo che in qualsiasi parte del mondo la poesia è nata come performance, è nata come un'arte orale, e poi negli anni, soprattutto in Occidente, nei secoli, è stata poi imprigionata, diciamo, dentro la pagina, eccetera. Quello è un altro discorso. Ma torniamo alla spoken word. Quali sono queste tradizioni che danno origine alla spoken word sudafricana contemporanea? Numero uno, la poesia orale tradizionale sudafricana, la più conosciuta, ce ne sono diverse, si chiama Izibongo, è una sorta di poesia laudatoria che veniva fatta anticamente dai poeti che laudavano le imprese dei re sudafricani e le loro gesta, ma anche le loro storie, no? Per cui anche custodi della memoria popolare, della memoria storica del loro popolo. Forse in Italia la gente è più familiare con il concetto di griot, forse avrà sentito qualche volta parlare dei griot africani. E leggo una citazione adesso di un griot, Jeli Mamadou Kouyaté, che parlando dell'epopea di Sundiata, il grande poema epico del Mali, dice: sono un griot, un maestro nell'arte dell'eloquenza. Siamo vasi di parole, siamo i depositi che nascondono segreti vecchi di molti secoli. Senza di noi i nomi dei re svanirebbero. Siamo la memoria dell'umanità. Dalla parola parlata, spoken word, portiamo in vita le gesta dei re per le giovani generazioni, perché il mondo è vecchio, ma il futuro scaturisce dal passato. Ecco, questo è un retaggio comune a tutte le tradizioni culturali africane, in maniera pressoché indistinta. In Sudafrica abbiamo questo, l'Izibongo. Numero due, ovviamente, la poesia antiresistenza, della resistenza anti-apartheid. Questa è la copertina di una famosa antologia pubblicata durante gli anni dell'apartheid, con in copertina Wally Mongane Serote, il mio caro amico, tra l'altro, oggi è il National Poet Laureate del Sudafrica, è uno dei più importanti poeti durante la resistenza all'apartheid. La jazz poetry, la poesia che viene fatta e veniva fatta e viene fatta ancora oggi accompagnandosi alla musica jazz. Il più grande interprete in Sudafrica di questa poesia fu Kyorapetse Khositsile, che purtroppo ci ha lasciato 3 anni fa, è stato anche lui un grande mio amico e maestro, appunto anche questa tradizione è molto molto importante se guardiamo la spoken word odierna. Ovviamente non si può non parlare del rap e dell'hip hop, che è vero, nasce storicamente in Nord America, negli Stati Uniti, grazie a Muhammad Ali, tra l'altro, il pugile, che fu uno dei primi poeti a scrivere poesie rap, e a poeti come G. Scott Heron e The Last Poets. The Last Poets a loro volta, ispirati dallo stesso Khositsile che ho appena mostrato, che il loro nome in realtà di questo collettivo è ispirato proprio da un verso di Khositsile stesso, che molti studiosi considerano appunto, nonostante sia sudafricano, il padre del rap, perché lui è vissuto in esilio negli anni 50-60 in America, e fu colui che ispirò questi pionieri del rap americano. Per cui anche lì c'è un link fortissimo tra la poesia sudafricana e il rap, l'hip hop attuali. E ultimo, ma non per importanza, la slam poetry. Anche di questo probabilmente qualcuno in Italia avrà sentito parlare, perché è un movimento enorme anche in Italia. La slam poetry è una poesia di tipo competitivo. Gli eventi di slam poetry sono in sostanza dei tornei dove i poeti si sfidano fino a che alla fine c'è un vincitore. Anche queste ovviamente non sono tradizioni che sono state inventate nel XX secolo. Questa versione attuale è stata iniziata agli inizi negli anni 80-70 a Chicago da un gruppo di poeti dei bassifondi di Chicago, che iniziarono a fare queste competizioni. Ma se andate a scavare nella storia anche in Italia, in Toscana, in Sardegna o in aree come i Paesi Baschi, in Spagna, queste competizioni poetiche insomma non sono niente di nuovo. Fatto sta che uno di questi filoni dai quali nasce lo spoken word è proprio la poesia slam. Ma adesso vediamo se questa slide, esatto, perché adesso io ho parlato di spoken word, vi ho fatto vedere delle slide, vi ho cercato di introdurre questo linguaggio poetico in maniera insomma abbastanza generale, in modo che capisse di cosa si parla. Ma raccontarvi di spoken word è un po' come raccontarvi come si esegue un triplo salto mortale. Sarebbe come se io parlassi del notturno di Chopin mostrandovi, no, lo spartito musicale. Per cui la cosa migliore è vedere un video di uno di questi giovani poeti in azione,
In questo caso la poetessa si chiama Nova Masango, una giovane poetessa di Johannesburg, e in questa poesia parla della storia di Johannesburg, che è nata proprio sopra le miniere d'oro agli inizi del XX secolo. Il nome è uno dei nomi di Johannesburg, proprio oggi la città dell'oro, e adesso vedrete questo video di 2 o 3 minuti in cui lei esprime proprio, vedrete, questa potenza verbale, potenza vocale, ed è una delle più importanti spoken word artist sudafricane. Adesso vi faccio vedere il video. The title of this poem is Johannesburg, and I just wrote it Aspettate, after scusate, mi sa che non si sente. Ok. Adesso dovrebbe sentirsi l'audio. Carlton Center Mall. The title of this poem is Johannesburg, and I just wrote it after traveling to Carlton Center Mall. I traveled to the very top floor, and apparently that's the best view of Johannesburg that you can get, you know. So it's a beautiful panoramic view, and I went up there, and it's a photo museum as well, and I was just really affected by seeing the photographs of the history of this place. One of the photographs actually showcased the first time the Johannesburg Stock Exchange, which was still very young in its infancy, they made a lot of money, which would be the equivalent of millions and millions, you know. So that was the first time they made a lot of money. And then juxtaposed to that, there was a picture of these black miners underground, you know. And that just is the story of how Joburg came about, because you had these white, these stock investor people, and they were white, and they were making all of this money, and the people who were digging the gold for them were black people, obviously. So that just speaks also to the violence of how the city came about. So this poem was a reflection after being in that space. Johannesburg, let my people glow. All the dream chasers, the skyscrapers that raise us, the moon that brings out the best in us, and stars that pave the way for us. The highways, the one-way streets, the nightclubs, the township beats. Every child who dares to be opens books to bring new worlds to reach. And those who carry your skyline in their spine, like me, who love all these brown girl poems into you intimately, this city could have your back like Julius Caesar's was had, or hold you up high infinitely. Power cuts and power trips, because there is no place like home. Josie Maboneng keeps its own kind of electricity. So Johannesburg, let my people glow. All them fathers, husbands, and sons who rise before dawn, them beat rock to the tune of abandoned wives and children's cries, mines them deep for an untoward sacrifice. Can you dig that? How history, a monument of a man a maggot can make. Can't nothing suit your tie when you're up to your neck in shackles that your soul can't shake. Time turns you into a slow death at a fast pace, but we are born of miners and railway workers who built the city on their backs. Bless their souls, they dug deep so we could stay on track. Bless their souls, they dug deep so we could stay on track. Bless their souls, they dug deep so we could stay on track and go for gold. But this blood is tired of running, so Johannesburg, let my people glow, and history, let my people go. Born beneath the boot of a world which earthquakes on our very souls, likes to see us more spineless than whole, forces us to wear brown skin like an apology. But Johannesburg, I have lived and I have loved in the way you let my people glow, and I know we often question the mercy of a supreme power, but have you seen how even clouds commit suicide and still resurrect as flowers each time a hero dies? We dance our cries into a giant's shoulders because gravity has never ever known how to hold us, so glow like the stars have nothing on your shine. In time, love us encyclopedic, catalog the survival in our spines, reference our pulse as grand centuries of footsteps, the tenacity to strive, the audacity of breath, glow. And I swear, one day you will know that there is a sacred sermon in the tone of your skin. The way sun rays unashamedly sing their fellowship to your melanin, the music that molds brown hers and hymns reminds you that it has always been light which worships you as kin. It's a new dawn, it's a new day, here comes the sun, little darling. Now Johannesburg, goddamn, let my people glow. Ecco, come avete visto, una poesia molto potente a livello verbale, che tocca tematiche sociali e tematiche storiche a livello di identità collettiva, individuale, insomma, importanti,
E questo è un classico esempio di poesia di strada, di spoken word poetry. Nelle prossime slide, non so come siamo a livello di tempo, cercherò di fare veloce, vi mostrerò alcune poetesse che sono state tradotte in italiano. Se volete, insomma, approfondire questo tema di cui sto parlando, nello specifico in riferimento alle poetesse sudafricane, c'è un mio saggio pubblicato in questa antologia curata da Silvia Camillotti, una collega che insegna, credo, all'Università di Venezia, se non ha cambiato affiliazione, Roba da Don. Io ho un mio saggio, questo è il titolo, che parla di queste poetesse sudafricane. Adesso non c'è tempo di andare dentro il contenuto di questo scritto, per cui vi farò vedere alcune fotografie di alcune poetesse. Ho scelto alcune poesie. Innanzitutto parto da presentarvi questo, un collettivo di spoken word poetry di Johannesburg, le fila assiste, oggi sono sciolte, non esiste più, ma sono considerate da tutti quasi unanimemente come le pioniere, le iniziatrici del movimento dello spoken word in Sudafrica. Nziki Mazwai, Napo Mashiane, Levo Mashile e la compianta Maisha Jenkins, che ci ha lasciato l'anno scorso. Nziki e Napo, tra l'altro, sono anche venute in Italia, se non sbaglio anche Lebo. Comunque, ecco, la spoken word, come si diceva, è stata iniziata e fatta crescere e nutrita dalle poetesse. Questa è Maisha, che vi dicevo appunto è morta l'anno scorso, che come vi avevo detto prima, era una poetessa che si concentrava parecchio su questo legame che esiste tra la musica jazz e la poesia di strada. Ospitava delle sessioni in uno dei club di jazz più importanti di Johannesburg, The Orbit, e ha anche pubblicato questa poesia, che è questa antologia, che è la prima antologia di poesia jazz sudafricana mai pubblicata. C'è anche una mia poesia dentro. E queste sono altre due poetesse tradotte in italiano, Natalia Molebazzi e Filippa Jade Villiers. Loro due poesie si trovano in questa pubblicazione, l'Annuario Mondiale della Poesia del 2010, a cura di Fausto Ciompi. Io ho tradotto una poesia di Filippa e una poesia di Natalia è stata tradotta da Marco Fazzini, il professor Marco Fazzini dell'Università di Venezia, anche lui grande poeta, grande conoscitore del mondo anglofono, sudafricano in particolare, scozzese, eccetera. Due ottime traduzioni. Se volete, dopo vi posso leggere quella di Natalia, tradotta da Marco Fazzini. Mahano Mamabolo, questa a destra, e Lodi Mazzetela a sinistra, due poetesse tra le altre, insomma, pubblicate e tradotte da me in questa antologia, la prima antologia di spoken word sudafricana del post-apartheid, che ho pubblicato nel 2008, tra l'altro arricchita dalla prefazione di Jake Sunda, uno dei più grandi scrittori sudafricani viventi, candidato da anni al Nobel, e poi con una postfazione del compianto professor Armando Ognisci, mio grande maestro, uno dei più grandi postcolonialisti italiani, se non il più grande, che anche lui ci ha lasciato qualche anno fa. Insomma, un volume che purtroppo adesso è fuori stampa, ma che testimonia ancora, appunto, l'unica testimonianza di questo movimento giovanile. Altra cosa importante da dire è che sia le fila sister che ho mostrato prima, che queste due ragazze, Mahano e Lodi, sono delle artiste in prima linea in diversi campi dell'arte, non solo nella poesia. Queste due ragazze sono due produttrici cinematografiche, vincitrici di molti premi nel cinema. Mahano è una delle attrici più importanti del Sudafrica. A loro volta Nziki, Napo e Lebo sono artiste importantissime nel campo della musica, della televisione. Lebo, attrice anche lei a sua volta, se avete visto il film Hotel Rwanda, è una delle protagoniste di quel film. Comunque sono attrici a tutto campo, no? Artisti a tutto campo che non solo nella poesia ma anche in altri ambiti dell'arte sono veramente degne di nota. Leggerò sicuramente una poesia di Mahano da questo libro, però volevo iniziare con questa poesia di Habeba Baderon. Lei è anche un'accademica, insegna alla Penn State University in Pennsylvania, insegna letteratura africana, è una delle mie poetesse preferite, una cara amica, lei di Cape Town, e è stata pubblicata assieme ad altre in questo volume tradotto da Paola Splendore e Jane Wilkinson, che si intitola Isole galleggianti. Voglio leggere questa poesia che si chiama Stone Skin, tradotta in italiano Pelle di pietra, perché ha molto a che fare col titolo di questo evento, che dice poesie di strada al femminile, dalle lunghe strade africane alle antiche mura castellane. La leggerò prima in inglese e poi in italiano perché tanto è molto breve. Stone Skin di Habeba Baderon. In the castle, the statues stiffen with perfection.
Outside the stone walls, the African immigrants hold out their hands, offering roses and good fortune. The boy lays his small foot on marble, light and eternal. The Madonna holds his head on her lap. Outside, the gestures of the hands are not ecstatic, are not silent. At night, the stone wall keeps in its place, and outside, the silence, the growing silence. In italiano, pelle di pietra. Nel castello le statue sono rigide e perfette. Fuori dalle mura di pietra i migranti africani tendono le mani offrendo rose e buona fortuna. Il bambino appoggia il piccolo piede sul marmo, leggero ed eterno. La Madonna gli tiene il capo in grembo. Fuori i gesti delle mani non sono estetici, non sono silenziosi. Di notte il muro di pietra resta al suo posto e fuori il silenzio cresce. Ecco, questa poi è la qualità, no? Quando parliamo di poesia di strada non pensate che sia poesia di serie B, anche a livello testuale sono poesie, insomma, eccellenti. Questa, Habeba in particolare, ha vinto non so quanti premi letterari, è veramente una poetessa affermata. Adesso vi voglio leggere, ve la leggerò solo in italiano, la seconda, questa di Majano, di questa della ragazza sulla destra. La poesia in italiano si intitola Quando. Ricordo che era piaciuta molto al professor Basso che ho citato prima, al professor Fabio Perocco, che so che è di Castelfranco Veneto, spero sia in sala. Quando anni fa andavo a fare delle lezioni ai loro master sull'immigrazione nell'Università di Venezia, mi ricordo che questa poesia le aveva impressionati parecchio. Parla insomma del legame che esiste ancora tra la schiavitù antica e quella moderna, quella attuale, e si intitola Quando. Quando tra la tratta degli schiavi e oggi ci siamo detti che i loro metodi erano cambiati? Quando tra la tratta degli schiavi e oggi ci siamo detti che avevano cambiato il metodo in cui operano? Come africana, credo che ci debba essere un qualche cordone ombelicale ancestrale che ci ha imbavagliati, in modo che nulla cambiasse dai tempi della tratta degli schiavi a oggi. Allora, quando tra la tratta degli schiavi e oggi quel cordone ombelicale fu tagliato e cambiato? Dobbiamo proprio essere dementi se pensiamo che i loro metodi siano cambiati. Ma aspetta un attimo, forse fu quella volta che ci stuprarono, presero i nostri cordoni ombelicali e li installarono dentro i loro uteri, fingendo di essere dalla nostra parte. Perché tutti noi in verità sappiamo che i loro metodi non sono mai cambiati, dalla tratta degli schiavi a oggi. L'Occidente possiede un metodo per far penetrare il suo stile di vita dentro qualsiasi cosa, dentro i modi di vivere quotidiani delle vite di ognuno. C'è America persino nei miei rutti, quando bevo una Coca-Cola cercando refrigerio da questo bollente sole africano. Perciò ripeto, quando tra la tratta degli schiavi e oggi ci siamo detti che i loro metodi erano cambiati? Quando? Ovviamente questa è molto polemica anche nei confronti di questo post-apartheid, di questo regime neoliberista di cui vi parlavo prima. Niente, io chiudo anche per dare spazio a magari a qualche domanda, a qualche interazione con il pubblico, citando una poetessa che a me sta molto a cuore, si chiama Patricia Smith, è stata una delle fondatrici di questo movimento dello slam poetry, che dice: la poesia inizia a respirare solo quando colpisce l'aria. Ed è per me una definizione perfetta, non solo della spoken word di cui abbiamo parlato oggi, ma anche della poesia in generale. Spero che questa breve introduzione vi sia piaciuta e attendo con piacere le vostre domande. Grazie. Grazie. Mi permetto di fare la prima domanda. Tu hai messo in risalto come lo spoken word è strettamente collegato con il clima culturale e politico che il poeta, la poetessa vivono. Questo qui caratterizza praticamente le poesie dei vari posti, cioè si può individuare per esempio la poesia di strada sudafricana, da quella nordafricana, da quella americana. Hai messo in risalto per esempio la differenza con quella italiana, dove in effetti è molto stritta
diciamo, la poesia di strada italiana, nel senso che si limita a delle frasi scritte qua e là, con mettendo in evidenza come in effetti non si può neanche pubblicare, non si può inserire, cioè praticamente rifiuta anche l'oggetto libro, in un certo senso, la poesia italiana, a differenza, per esempio, vedo di quella sudafricana, dove c'è anche l'opera di raccolta sotto forma di libro. Per cui, per esempio, e poi un'altra domanda, voglio fare le 2 domande che volevo fare per dare spazio poi agli altri: se attraverso la poesia di strada si può fare un giro del mondo, perché per esempio una cosa che, non so, potrebbe essere interessante anche per noi qui a Castelfranco, di iniziare attraverso proprio la poesia di strada, di fare un giro nelle varie parti del mondo, toccando magari in momenti diversi. Questo è un invito che faccio anche al direttore della biblioteca, di iniziare con l'occasione di oggi altri momenti dove poter affrontare proprio la poesia di strada, facendo così in questo modo il giro del mondo, e se in questo modo possiamo individuare e caratterizzare le varie poesie di strada. Beh, certo, sarebbe bellissimo che questo fosse solo l'inizio di un percorso, perché per sua natura la poesia di strada non conosce confini, no? Sebbene, come tu hai detto, ogni paese, ma potrei dire anche ogni città ha le sue peculiarità, perché ovviamente sono poesie che nascono dalle esperienze legate al territorio, no? Magari alla periferia in cui si vive, al quartiere in cui si vive. Nonostante queste differenze ovviamente necessarie tra le varie produzioni di spoken word, di poesia di strada, è una poesia che ha un retroterra culturale condiviso in tutto il mondo. Io ho fatto performance veramente in quasi tutti i continenti, e devo dire che ci si capisce al volo, proprio perché si usa lo stesso linguaggio, nonostante appunto si usino lingue diverse, si raccontino storie diverse, ma esiste una narrativa comune a tutti quanti. Ieri, per esempio, ero a un incontro, a uno di questi incontri di strada, dove c'era una poetessa sudafricana, che tra l'altro è stata anche mia allieva, giovane ma bravissima, che era in conversazione con una poetessa svedese di origine irachena, che sta viaggiando, adesso è ospite in Sudafrica per un paio di settimane. La poetessa svedese ha letto in svedese, ha letto anche in inglese, e da questa conversazione che è venuta fuori si è capito subito che, nonostante le differenze geografiche e culturali, c'era molto da discutere, c'erano molte cose in comune. Le sfide in un modo o nell'altro sono comunque le stesse, con le differenze che ci possono essere di tutti i tipi, ma quello che ci accomuna appunto è il fatto che raccontiamo le nostre storie attraverso la poesia. In Italia, sì, io ovviamente ho fatto l'esempio dei murales, no? Perché questa è la definizione che in Italia c'è di poesia di strada. Ma come ho detto prima, non vorrei che passasse il messaggio sbagliato che io dico che non c'è poesia di strada. Il movimento è molto grande anche in Italia. Ad esempio, proprio a Treviso vive Lello Voce, che è non solo uno dei più grandi, dei più importanti poeti italiani in assoluto, ma è colui che ha portato la slam poetry in Italia, il primo ad aver organizzato un torneo slam multilingue al mondo, e uno dei più grandi esponenti mondiali di poesia di strada, per cui che abbiamo a Treviso, per cui cercheremo magari di riportarlo. Insegna a Treviso in un liceo ed vive a Treviso. Mm-hmm. C'è qualcuno che vuol fare qualche domanda a Raphael Dabdon? Vedo. Ecco, allora, visto che faccio un'ulteriore domanda anch'io, il problema della lingua. Allora, per esempio, non lo so, oggi tu hai tradotto delle poesie di poetesse di strada, insomma, che magari hanno scritto in inglese. Però, per esempio, ho seguito su vari siti, per esempio la Natalia Moloptasi, che lei mi sembra di aver capito che recita le sue poesie nella sua lingua nell'etnia. Per cui, per esempio, allora prendo questo esempio, la poesia viene tradotta 2 o 3 volte, cioè per cui dalle lingue dell'etnia passa per esempio all'inglese, dall'inglese passa in italiano, e per cui questi passaggi qui, non so, possono acquistare una certa forza, ma possono anche perdere un po' del loro significato individuale.
è il problema della traduzione in genere, indubbiamente, però soprattutto nell'ambito della poesia penso che sia importante. E può darsi, per esempio, non so, mi sono cimentata anch'io, a dirti la verità, a tradurre magari le poesie più brevi, naturalmente, ed è diventata in un certo senso mia questa poesia, in un certo... E per magari, e per cui c'è questo problema nella poesia di strada, o va bene che fare in modo che si appropri l'ultimo traduttore di quella poesia, insomma. Grazie della domanda, molto intelligente, a cui rispondo in maniera piuttosto semplice. La lingua non è assolutamente un problema, nel senso che innanzitutto la poesia di strada, essendo poesia orale, ha al suo centro la musicalità, il ritmo e l'oralità, no? Per cui la componente fondamentale, la più importante, o comunque una delle più importanti, è proprio la sua natura orale e musicale, no? Quando si traduce, soprattutto quando si traduce poesia, questo lo insegnava per esempio Carmelo Bene in Italia, una lezione che ancora oggi pochi traduttori di poesia seguono, la poesia si traduce per l'oralità, ovvero si traduce un testo nella propria lingua per produrre una nuova musicalità che proviene da questo testo. Tradurre parola per parola non funziona mai, ma tanto meno con la poesia, no? Io traduco sia prosa che poesia, e con la poesia ovviamente chi ha familiarità con questo processo sa che è un processo completamente diverso rispetto alla traduzione della prosa, proprio perché appunto si mette al centro della traduzione la musicalità. Per cui sì, è vero, è importante far circolare le poesie tra le varie lingue. Considerate, questo non l'ho detto, ma il Sudafrica ha 11 lingue ufficiali. In Italia ce ne sono 3, giusto? In Sudafrica ce ne sono 11 ufficiali, ma in realtà sono anche di più. Per cui potete capire che la traduzione diventa anche difficile se vogliamo farla circolare, se vogliamo far circolare una poesia in tutte le lingue ufficiali del paese. Devo dire che la lingua, diciamo, di scambio, no? La lingua accettata da tutti come lingua neutrale, diciamo, è l'inglese. Per fortuna, purtroppo, ovviamente, qua parliamo anche di retaggio coloniale, eccetera, ma non entriamo in questi temi. Comunque, fatto sta che l'inglese è la lingua predominante nella poesia di strada. Fatto sta che però ci sono, come dici tu, Natalia, ma tanti altri che scrivono e recitano e cantano la loro poesia anche nella loro lingua madre. Nel caso di Natalia, quella lingua è Setswana, ma ci sono poeti che cantano poesie in Zulu, in Xhosa, in tutte le lingue del paese. E, ripeto, non è assolutamente un problema. Nessuno chiede le traduzioni in queste riunioni di poesia, si ammira, si apprezza la musicalità e la performance, pur non capendo il testo tante volte, ma ripeto, per come la vedo io è del tutto secondario. Ovviamente capire il testo aiuta e favorisce, no, una comprensione, però se parliamo di performance, il messaggio che una poesia riesce a veicolare tante volte è sufficiente, per veicolare il messaggio è sufficiente il canto, è sufficiente la sonorità, è sufficiente la musicalità. Dicevo appunto ieri, dove a questo incontro c'era una poetessa svedese, nessuno di noi ha capito la sua prima poesia in svedese, però si è capito benissimo che la poetessa aveva qualcosa da dire e sapeva dirlo in maniera musicale, in maniera poetica. Per cui sì, la traduzione ovviamente ci lavoriamo tutti, ma non va vista come un ostacolo quando parliamo di spoken word. Beh, sì, in effetti l'abbiamo sperimentato anche oggi pomeriggio qui a Castelfranco, anche perché eravamo accompagnati dal ritmo della musica e dal movimento corporeo di alcuni ballerini. E scusami, una domanda, no, volevo finire, e per cui praticamente sono sicura, anche se forse la poesia letteralmente, quella che è stata letta, magari non corrisponde al 100% il volere della poetessa inizialmente, però ti assicuro emotivamente è arrivata a tutti noi, per cui è stato un linguaggio proprio universale. Tu prima hai menzionato Fabio Perocco, il quale, non perde ti fa una domanda da Fabio Perocco per Rafael, Ciao Fabio. che ti saluta con gran piacere. Vorrei sapere se nello spoken word vengono toccati i temi del razzismo ambientale o delle diseguaglianze di salute. Una domanda molto impegnativa.
Sai che devo dire in realtà di no, non almeno in maniera consistente. Non mi viene in mente nessuna poesia pubblicata negli ultimi anni su questo argomento. Se c'è un tema che ha preso il centro della narrazione negli ultimi anni tra i giovani è quello delle malattie mentali. Il tema principale, il tema che viene discusso di più tra i giovani poeti di strada è proprio quello delle malattie mentali, della depressione, della fatica, dell'ansia. Ci sono stati purtroppo diversi casi di suicidio in questa comunità negli ultimi anni, e devo dire che mentre all'inizio, io ormai seguo questo movimento dal 2007-2008, da 15 anni, se all'inizio le tematiche erano principalmente politiche legate alla situazione appunto sia locale del Sudafrica che globale, negli ultimi anni l'attenzione si è spostata molto di più su poesie confessionali che trattano appunto di questi temi delicati. C'è molta sensibilità attorno a quello che appunto viene chiamata in inglese la mental health, al punto che io ho addirittura iniziato a fare ricerca in quell'ambito lì, spostandomi su una disciplina che si chiama poetry therapy, ovvero la poesia usata come strumento terapeutico. Conoscerete probabilmente la music therapy, no? La musica usata come terapia, ma esiste la terapia fatta attraverso i testi poetici. Sono diventato anche un practitioner, diciamo, di questo metodo terapeutico, proprio perché ho iniziato a studiare questo spostamento tematico che sempre più mette al centro dell'attenzione della poesia tematiche legate alla salute mentale. In Italia esiste una rivista di poetry therapy curata da Dome Bulfaro, un poeta, anche lui slammer, tra l'altro, di Monza, per cui se la cercate online si chiama proprio, credo, Rivista Italiana di Poetry Therapy. Ci sono riviste ovviamente scientifiche che parlano di questa nuova disciplina, nuova almeno in Italia, in Sudafrica, in America già se ne occupano una trentina d'anni. Per cui ecco, sì, Fabio, se devo rispondere alla tua domanda, devo dire che purtroppo, almeno per quello che ho visto io, queste tematiche non sono al centro dell'attenzione dei giovani poeti, quanto lo è la salute mentale. Bene, ci sono altre domande? Perché vedo che il nostro tempo, perché è 3/4 d'ora che siamo collegati e che parliamo di... Praticamente io mi auguro che sia effettivamente la prima puntata di un lungo percorso nella poesia di strada, cioè percorrere questa strada che riguarda la poesia, anche perché è un modo per accostarci in effetti alla poesia, che normalmente col termine poesia, il termine poesia allontana più che avvicinare, perché viene considerato qualcosa di difficile, di poco comprensivo. E invece penso, e per me è una scoperta anche relativamente recente, lo ammetto, che la poesia di strada invece è un modo per accostarsi a quest'arte che va al di là veramente di ogni divisione, di ogni muro, ed è proprio, è proprio un modo per unire un po' tutte le culture e tutte le lingue proprio delle universali. E proprio dedicare la giornata della poesia allo spoken word, alla poesia di strada, penso che è un modo per rispondere alle finalità proprio di questa giornata, insomma. Ti ringrazio e arrivederci alla prossima puntata, in un certo senso. Grazie. Grazie a te, grazie a tutti gli ospiti. Grazie. Arrivederci. Per cui per le musiche ringrazio Alessandro Brunetta, che è stato bravissimo al sax. Penso che si meritano il nome di ognuno. Alle percussioni Lamine Drame, Tidiane Diop. Poi c'è il gruppo degli artefatti, le lettrici delle poesie, le voci delle poesie sono Federica Cannavò, Anna Maria Condotta, Mary Perin, Arianna Rossetto, Irene Taverna Turisane e Stefania Trevisan.
Il collettivo dell'Artemigra, naturalmente della nostra Laura Moro, che sono Jenny Venerando, Giulia Vidale, Gioia Zanarella, Sara Zanotto e Laura Moro. Grazie. Scusate, ma all'inizio avevamo il collegamento e c'era il Raffaele Dabdon che era da 10 minuti e più che era collegato, e per cui abbiamo iniziato subito senza menzionare.